Sì, sì. Prova a parlare? Sì, no. Sì, sì. Forse è qua. Sì, sì. Ok. Allora vengono tutti. Allora, Colasio è in arrivo e Cesaro non si sa. Il problema di quella sedia lì che dovrei togliere anche un'altra sedia. Quindi ne togliamo una? No, se non viene nessuno togliamo quella sedia. Ok. Però se viene si siedono là, c'è il solito problema che c'è una sedia che di quelle che dovete togliere. Togliamola? Chi è che non viene? No, Cosa è non successo? è confermato, quindi. Allora, Sono accesi? che microfono vuoi? Uno, l'altro uguale. Ok, e l'altro? Lo diamo intanto all'ingegnere, Okay. perché Poi lo faccio girare. quando lei ha fatto i suoi saluti, presento nuovamente l'ingegnere Bonfà, che è più carino. Io per rimanere nel tempo leggo questa cosa qua e quindi aspettiamo il tempo. Sedia lì, cioè se arriva Colasio, lo facciamo sedere là? Sì, allora lì sai, quella la allontaniamo eventualmente. La Che la spostiamo un po' più allontano già? indietro, che magari Colasio entra e si siede lì. Se E non allora vogliamo qua che lui si siedi sieda tu qui. o resta libera? Siediti tu intanto. Poi cosa No, mai io si preferisco deve... stare in piedi, perché poi se devo passare è brutto che Allora, mi se siedo. arriva Colasio si siede qua. Esatto, allora fai sparire quella sedia, così lui si siede necessariamente qua, se no entra e si siede lì e non va bene, insomma quella era quella un pochino più in angolo, io sto volentieri in piedi. Dammi l'ok quando vuoi partiamo, dammi l'ok tu quando vuoi partire. Buongiorno a tutti, ben arrivati, grazie per essere qui a questo incontro organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Padova, un talk sul tema al sindaco che verrà, quindi un incontro per sviluppare un proficuo confronto tra ingegneri e i candidati sindaco alle prossime elezioni per la città di Padova e su 3 temi fondamentali per gli ingegneri, ma direi di grandissima importanza anche per tutta la città. L'incontro è seguito in streaming attraverso il sito www.giornatedell'ingegneria.eu. Come vedete anche dietro sulla slide è possibile inviare delle domande via SMS al numero 334 1455202, il numero comunque è lì. Le domande che arriveranno, chiaramente io lo dico per chi ci segue in streaming, debbono essere inerenti agli argomenti che tratteremo oggi. Se per motivi di tempo, visto che fortunatamente, e dopo ringrazieremo, abbiamo un parterre ricco dei candidati, non si riuscisse a rispondere in questa sede, tutte le domande in ogni caso verranno raccolte e valutate dall'Ordine degli Ingegneri. Prima di salutare i candidati, ovviamente il saluto del padrone di casa, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, l'ingegner Giorgio Simioni, che salutiamo e a cui passo la parola. Buongiorno. Gentili ospiti e cari colleghi, un cordiale e sincero saluto a voi tutti, ai presenti in sala e a coloro che sono con noi in collegamento streaming dal proprio studio o abitazione. Un saluto anche a coloro che a causa di imprevisti non possono essere qui oggi presenti. L'invito di questa giornata è dedicato alle imminenti elezioni amministrative comunali per il capoluogo della nostra provincia. Anche nel titolo, al sindaco che verrà, vogliamo porci in continuità con l'analogo talk event al governo che verrà, organizzato a Roma dal Consiglio nazionale per la scala nazionale, a Padova dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, in occasione delle ultime elezioni politiche. I temi sono gli stessi, sono quelli che la nostra categoria ha individuato come strategici per il rilancio del nostro Paese. Cura del territorio, dal rischio sismico al rischio idrogeologico. Ambiente e green economy, open data, sono temi che con convinzione, in un'azione corale che coinvolge e impegna tutti noi, opportunamente declinati alla scala territoriale di riferimento, gli ordini promuovono attraverso un confronto con la pubblica amministrazione e con i responsabili della cosa pubblica.
3 progetti pensati per aprire un confronto oggi su scala comunale che ci auguriamo possa essere proficuo per il futuro della nostra città. La vostra presenza qui oggi in qualità di candidati sindaci non deve rappresentare un fatto formale. Noi la vogliamo interpretare come un segno concreto della vostra volontà e disponibilità per proseguire assieme a noi, nel ruolo che andrete a ricoprire, un dialogo nel quale ciascuno sappia portare le proprie specificità. Vogliamo insieme a voi costruire un dibattito serio, concreto e destinato a tradursi in scelte, provvedimenti e opere. Oggi ci confrontiamo con il sindaco che verrà, convinti che è sulle proposte concrete e sulla condivisione delle urgenze necessarie alla modernizzazione della città che ci si deve impegnare ed investire. Tra poco alcuni nostri colleghi porranno a voi, candidati, 3 domande precise su temi che abbiamo già elencato. Le vostre risposte, date oggi qui nella Casa dell'Ingegnere, vogliamo rappresentino dei veri impegni per il vostro mandato nei confronti dell'intera collettività. A queste proposte noi fortemente crediamo e le vogliamo vedere concretamente messe in pratica, perché nella concretezza, nella serietà, nella cura che contraddistinguono il nostro operare quotidiano, sappiamo che come ingegneri saremo in grado di dare il nostro reale contributo. Dialogo, confronto e progetto. È necessario ritrovare la capacità di mettersi in dialogo con chi viene dal retroterra diverso dal nostro. È necessario aprirsi al confronto con chi può arricchire il nostro punto di vista. È necessario infine operare affinché tante riflessioni, tante idee, tante parole assumano la forma del progetto, della concretezza, dell'intuizione che diventa opera. È questo ciò che auguro a noi tutti, al nostro territorio, alla nostra città e naturalmente al sindaco che verrà. Grazie all'ingegner Giorgio Simioni, un saluto dell'ingegner Fabio Bonfà, vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Buongiorno a tutti, il mio sarà proprio un saluto, un cordiale saluto a tutti voi, naturalmente ai candidati sindaci, ai colleghi che ci seguono da casa. Intanto un bocca al lupo e anche le congratulazioni per il coraggio che avete, perché il mestiere di amministratori in questo momento credo che sia particolarmente complicato e quindi a chi di voi assumerà questo ruolo faccio tutte le mie, il mio bocca in lupo, perché veramente il momento è difficile. Gli argomenti, come diceva il Presidente Simioni, sono gli stessi di quelli che trattiamo a livello nazionale. Noi pensiamo che la messa in sicurezza, ad esempio dal punto di vista sismico, la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, investire su nuove tecnologie, ridurre la burocrazia sia un fatto essenziale per questo Paese, un fatto forse l'unico che lo può fare uscire da questa crisi. Ci preme ribadire che l'approccio deve essere quello di un investimento più che una spesa, perché tutti questi temi sono non spese ma investimenti, perché se noi vediamo ad esempio l'ultima alluvione che c'è stata qui nel Veneto, quanto ci è costata da tutti i punti di vista, in termini economici, in termini di disagio, in termini di non produttività, abbiamo delle cifre che se fossero state messe a sistema in investimenti di prevenzione avrebbero salvaguardato il territorio e avrebbero dato dei frutti importanti per il nostro territorio. Quindi l'invito è di avere particolare attenzione per i temi dell'ingegneria, non tanto perché riguardano gli ingegneri, ma perché riguardano il Paese, la città, la nostra comunità. Quindi l'invito è di avere particolare attenzione su questi temi e di puntare sulla prevenzione. Grazie. Grazie all'ingegner Fabio Bonfà, quindi adesso presentiamo i candidati presenti. Massimo Bitonci, cambiamo Padova, Daniela Ruffini, l'altra Padova è una città comune, Giuliano Altavilla del Movimento 5 Stelle, Maurizio Saia, Rifare Padova, Francesco Fiore Padova 2020. Siamo in attesa di Andrea Colasio che dovrebbe raggiungerci, ma intanto direi cominciamo.
Abbiamo visto che sono 3 temi importanti per la città di Padova. La cronaca recente, come appunto l'ingegner Bonfà ricordava, ha dimostrato la precarietà di un sistema idrogeologico che ha bisogno davvero di prevenzione, perché anche le zone considerate non a rischio ultimamente, sia dal punto di vista sismico, ci spostiamo più verso l'Emilia Romagna. Abbiamo visto che con l'ultimo sisma alcuni dei comuni che sono stati colpiti dal sisma non rientravano in zona sismica 1, il che vuol dire che non siamo più, tra virgolette, al sicuro, e che Padova, che dovrebbe rientrare, se non sbaglio, in zona sismica 3, in qualche modo venire toccata anche da eventi catastrofici di questo tipo. Quindi il primo argomento, che è anche forse il più sentito, il più portante, sarà quello su cui saranno chiamati a rispondere i candidati. Io mi scuso già se dovrò essere un po' più ruvida per consentire a tutti di esprimere le loro risposte, vi prego quindi di dare risposte brevi e chiamo per porre ai candidati sindaco la prima domanda l'ingegner Pasqualino Boschetto. Buongiorno, benvenuti. Si sente, perché sento un frusio io, Speriamo che si senta da casa. Bene, abbiamo risolto. E allora buongiorno a tutti. La prima domanda che abbiamo deciso di farvi è già, come dire, cura del territorio, rischio sismico e rischio idrogeologico. A parte l'idrogeologico che non andremo... però io vorrei iniziare a allargare un po' il campo. È già una domanda molto importante, molto impegnativa anche, però secondo me vorrei prenderla con una piccola premessa, poi arriviamo lì. E parto dalle province, cioè le competenze delle province o prima o dopo andranno suddivise tra regione, comuni e città metropolitana, punti di domanda. E quindi il comune, entità istituzionale, avrà sicuramente qualche problema in più, o anche elemento. Il comune di Padova, da questo punto di vista, secondo me, è abbastanza avvantaggiato perché essendoci già un PATI, quindi un piano di assetto del territorio intercomunale della città metropolitana, è per certi aspetti, tutto sommato, ha già fatto un po' di cammino. E naturalmente a questo si lega anche il discorso della città metropolitana del Veneto, Venezia, non Venezia, Patreve, eccetera. Allora, vorrei eventualmente, nelle risposte, se ritenete opportuno, cercare di declinare anche la cura del territorio, che è una cosa fondamentale, cioè il mettere le mani e programmare il territorio, ma un territorio che non sia confinato ai confini comunali, perché automaticamente in futuro Padova è e sarà sempre più uno dei motori della regione. Grazie, l'ingegner Boschetto. Allora, io direi che cominciamo a rispondere in ordine, quindi partiamo da Tito, ce l'hai il microfono, poi lo passa gentilmente. Sì, grazie intanto, grazie per l'invito. Penso che, insomma, che questi incontri siano molto importanti, non solo per insomma, sondare il programma elettorale del candidato, per capire insomma, anche quanto si conosce, quanta anche la preparazione su temi così importanti. Io, come sapete, ho già fatto il sindaco per qualche anno, quindi tutti questi temi legati alla sicurezza del territorio, sia dal punto di vista idrogeologico che dal punto di vista sismico, l'ho affrontata anche assieme a voi più volte, perché la normativa in questi anni è molto evoluta e ha costretto le amministrazioni a rincorrere continuamente la normativa che, insomma, che ha impegnato soprattutto le amministrazioni per quanto riguarda scuole. Sappiamo che in Italia più dell'80% degli istituti scolastici sono
dal punto di vista sismico fuori norma, come anche tutti gli altri immobili che vengono utilizzati per il pubblico. Quindi io penso che la prima cosa è che un sindaco deve pensare a ciò che è di proprietà della collettività, e quindi sicuramente il cercare di ammodernare, ristrutturare e adeguare il patrimonio immobiliare deve essere la prima priorità di un'amministrazione. Ci sono stati dei casi tragici in tutta Italia. Io che ho fatto l'esperienza parlamentare ho visto dei fondi rimasti fermi per molti anni, si parla di somme superiori a 2 miliardi di euro che sono rimasti fermi e non utilizzati e non erogati ai singoli comuni e alla pubblica amministrazione, perché capite il tema è chi fa anche le cose, no? Questi fondi presso il CIPE sono rimasti fermi. Adesso spero che questo governo, visto che il governo Renzi ha detto che la priorità assoluta sarà quella di sistemare le scuole, anch'io condivido che questa è la cosa più importante. Io spero che il governo riesca finalmente a smobilizzare questi fondi, però bisogna che chiarire le competenze, inserendomi nella questione città metropolitana e competenze. Allora, i comuni sono competenti per alcune tipologie di scuole fino alle scuole medie. Poi c'è tutto il tema delle scuole superiori, in cui la competenza è di carattere provinciale e dovremo capire in futuro quale sarà la competenza. Io non penso che la competenza delle scuole superiori possa essere di carattere comunale, è molto difficile. E quindi se la competenza diventa di carattere regionale, capite che spostiamo ancora di più e allontaniamo ancora di più la possibilità di intervento rispetto alla puntualità delle cose che devono essere fatte nel territorio, perché gli unici soldi spesi, e ve lo dico per esperienza personale, gli unici soldi spesi che sono serviti per realizzare nuove scuole o per metterle in sicurezza, anche dal punto di vista sismico, sono quelli spesi dai comuni, che però hanno un vincolo importante, che è un vincolo legato al patto di stabilità degli enti locali. Allora bisogna essere chiari, le risorse anche ci sono, i comuni possono spenderle perché i comuni riescono a spendere velocemente queste risorse rispetto alla stessa provincia e rispetto anche agli interventi a livello nazionale, però bisogna che venga svincolato il patto di stabilità degli enti locali, perché se non svincoliamo il patto parliamo di nulla. Un comune di piccole dimensioni o di medie dimensioni che ha 1, 2, 3, 4 scuole, che può fare magari investimenti per un anno per 1 milione, 1 milione e mezzo di euro, quando investe in una scuola ha già consumato il patto di stabilità per quell'anno. Quindi può fare la scuola ma non può pagarla. Io penso che il vostro ordine deve lavorare su questo, come noi abbiamo lavorato a livello nazionale, perché il tema delle opere pubbliche, come sapete, è esclusivamente legato al tema di carattere europeo. Si potrebbe fare una politica keynesiana importante anche a livello locale, però non viene fatta perché il vincolo è molto forte. Poi potremo parlare dell'importanza dell'urbanistica e di come viene gestita l'urbanistica nel territorio. Voi ci insegnate perché voi siete ingegneri. Io penso che sia importantissimo il collegamento tra l'amministrazione e le associazioni di categoria, cose che io ho sempre fatto, però che so che altre amministrazioni non hanno assolutamente fatto, perché ogni volta che è stato realizzato, come in questo caso, un patto, un patti e un piano di interventi, il collegamento con l'associazione di categoria è fondamentale, perché gli esperti siete voi, e quindi il mio impegno, se posso dire come candidato sindaco, sarà quello comunque di concertare tutte quante le decisioni importanti territoriali. Io credo molto nel piano di interventi del territorio intercomunale, perché come si diceva prima le problematiche non sono solo legate a un comune, e in un territorio come quello di Padova, dove tutti i comuni contermini fanno parte del territorio padovano,
Gli interventi di carattere urbanistico e edilizio devono essere concertati con i comuni attorno per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda anche le tematiche di carattere ambientale, che sono quelle come il dissesto idrogeologico, di cui probabilmente parleremo dopo. Però l'ho acceso, si sente, perfetto. Quindi se non riassumiamo malamente, quindi partire dall'ammodernamento, in questo caso si è parlato di scuola, lo sblocco del patto di stabilità e una maggior collaborazione con le categorie professionali. Ruffini, intanto diamo il benvenuto ad Andrea Colasio, dopodiché ascoltando poi a lei l'ultimo commento. Ruffini, lei cosa risponde a questa domanda? Sì, anch'io intanto voglio ringraziare l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova per l'invito e lo dicevo anche prima a qualcuno di voi, forse al Presidente, anche per i temi che ci proponete, perché sono temi molto importanti, temi scottanti, io dico, per oggi per le pubbliche amministrazioni che si trovano ad affrontare delle sfide importanti, soprattutto nella gestione del territorio e nella programmazione del territorio. Ma io penso che la parola più importante che finora abbiamo utilizzato è quella della prevenzione. E come quando si deve curare un malato e lo si cura quando ormai è già abbondantemente ammalato, non sempre si raggiunge l'obiettivo e molto spesso le risorse che vengono impegnate sono molto molto superiori rispetto a quelle che si sarebbero potute impegnare appunto prevenendo quel tipo di malattia. Devo dire che questo tema è stato per me negli anni passati anche motivo di scontro continuo, non posso sottrarmi nel ricordare questo, perché ho sempre pensato che il nostro territorio, il territorio della nostra città, avesse bisogno di urgenti lavori o programmi di risistemazione, facendo delle scelte drastiche, facendo delle scelte di netta discontinuità rispetto al passato. Io penso che nel nostro territorio l'investimento maggiore che si debba fare sia quello della riqualificazione nell'ambito idrogeologico, ma anche nell'ambito architettonico, urbanistico e anche per quanto riguarda il rischio, per quanto riguarda i rischi sismici. Io sono abruzzese, potete capire che cosa provo quando penso a un intero territorio distrutto con la sua storia, con la sua memoria e con i suoi tesori. Quindi questo è il primo compito dell'amministrazione oggi, di un'amministrazione oggi. Nel mio programma è scritto molto, molto chiaramente la vera grande opera che noi oggi dobbiamo compiere è quella della messa in sicurezza del territorio attraverso una programmazione urbanistica di riqualificazione dell'esistente e anche passando attraverso, perché no, nelle zone più a rischio idrogeologico attraverso una moratoria di nuove costruzioni. Padova è una città che ha troppe costruzioni fatiscenti, nello stesso tempo ha troppi quartieri abbandonati, ha troppi nuovi quartieri inutilizzati e quindi su questo si deve lavorare attraverso una riprogrammazione e una riprogettazione. Io penso ad esempio che lo sviluppo urbanistico oggi nelle città, con i problemi che noi affrontiamo quotidianamente, possa essere anche uno strumento di prevenzione del degrado, perché no? Cioè noi pensare oggi di riprogettare una città dove l'integrazione funzionale degli edifici, dell'ambiente sociale devono andare insieme, io credo possa contribuire anche a dare un valore aggiunto alla stessa qualità della vita delle persone, altrimenti ci ritroveremo interi rioni, interi quartieri che di notte si spopolano, che non sono più
che diventano funzionali soltanto a un certo tipo di frequentazioni, molto spesso non positive per le persone, e oppure interi quartieri che vengono abbandonati perché mancano le risorse per continuare ad abitarli. L'amministrazione può agire anche un'altra leva che è importante secondo me per smuovere la ripartenza di alcuni settori, diciamo che ad esempio l'edilizia è in crisi. La leva fiscale, perché no? Proviamoci, proviamo a fare un percorso con l'ordine degli ingegneri piuttosto che con le altre categorie coinvolte per riprogettare una città, per riqualificare una città, anche utilizzando la leva fiscale. Penso che siano tutti temi oggi di grande attualità, che passano attraverso il centro della città, alle sue periferie, fin tanto alla sua zona industriale, che oggi, anche lì, un territorio dove sempre più capannoni sono vuoti e dove anche lì il rischio idrogeologico è ancora molto elevato. Benissimo, grazie Ruffini. Quindi prevenzione, mi sentite sì? Prevenzione per riqualificare, una moratoria eventualmente alle nuove edificazioni e una riqualificazione che deve avvenire, deve passare anche per il sociale, se non ho riassunto male i suoi punti. E per la leva fiscale. Altavilla, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie per chi ci segue da casa via streaming. Noi assistiamo in questo periodo a eventi che vengono definiti eccezionali, che stanno invece diventando la normalità. Tutto questo ha un nome e cognome, ha cementificazione, ha mancanza di manutenzione e programmazione del tempo. Noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle a livello nazionale un disegno di legge per svincolare dal PAT tutte le opere che vengono fatte per investimenti di prevenzione. Dobbiamo capire che una singola alluvione, come quella del 2012, è costata molto di più che mettere in sicurezza tutta l'area. Ci sono delle opere piccole e più grandi, mi riferisco per esempio all'idrovia, che potrebbero dare un grossissima mano per il problema idrogeologico. E non capiamo come mai l'amministrazione, più enti, non è soltanto il Comune di Padova, ma è un progetto che rispecchia più comuni, non abbia continuato quest'opera che è di vitale importanza dal punto di vista idrogeologico. Ma ci sono anche ben altre cose che si possono fare per la tutela del territorio. Per esempio si possono sfruttare i crediti edilizi, si può usare la perequazione per spostare alcune abitazioni in zone a rischio, in altre zone dove è ancora possibile costruire. L'amministrazione ha previsto un PAT per una città in crescita, in realtà la popolazione padovana è in diminuzione e quindi non capiamo questa miopia. Tutto deve passare per una riqualificazione dell'esistente, è lì dove si deve fare economia. Pensiamo soltanto che riqualificare a livello anche ambientale, per ridurre gli sprechi, di fatto aiuta anche tutti gli eventi sismici. Passare una casa da classe C a classe A, oltre ad avere un beneficio economico, ha anche un beneficio a livello di sicurezza. I primi edifici dovrebbero essere proprio quelli pubblici e quindi noi puntiamo molto alla riqualificazione dell'esistente. Si può fare, i fondi si possono trovare, basta decidere come spenderli. Si può spenderli per una passerella inutile oppure si può spenderli per sistemare una scuola. No, mi scusi, non volevo interrompere, termini la sua risposta, se doveva aggiungere ancora qualcosa. Sì, allora io penso che il primo persona a cui parlare, il primo gruppo, siano le persone più competenti. Non pensiamo di essere noi gli unici titolari della verità e quindi avviare un percorso di trasparenza e partecipazione proprio a cominciare con gli ordini professionali. Noi pensiamo che l'ultimo degli ingegneri appena laureato dovrebbe avere le stesse possibilità del vicepresidente o del presidente della categoria. Per fare questo bisogna dare chiarezza e trasparenza di tutte le regole d'appalto. Grazie. Grazie a lei Altavilla. Allora quindi riqualificazione anche qui e prevenzione, perché la messa in sicurezza costa meno
dell'intervenire con l'emergenza compiuta. Un focus magari sull'idrovia, che può essere un punto su cui centrare l'attenzione. Maurizio Saia, a lei la parola. Grazie, cercherò di essere più schematico proprio per agevolarvi il lavoro. Intanto vi ringrazio dell'invito. Io partirei rapidamente dalla questione di metodo. La città va governata con la gente che sa per competenza che cosa deve fare. Questo è il mio sogno. Quindi le intelligenze che entrano dentro al palazzo e in base alla loro competenza danno le idee che la politica spesso non ha ascoltato, non ha sentito. Quindi è chiaro che un ordine come il vostro diventa centrale su tutta una serie di questioni che va ben oltre anche le domande che oggi anche per gentilezza avete costretto in termini di spazi e di area di competenza, ma di fatto partendo dall'urbanistica in generale credo che da questo punto di vista, anzi io ho sperato negli anni che sia l'ordine che magari anche le associazioni di costruttori dessero delle spinte alla politica anche progettuali per riqualificare o rigenerare questa città in tutto e per tutto, e quindi toccando dal punto estetico al punto ambientale, al punto della coibentazione, al punto ovviamente anche della sicurezza. Questo credo che sia una buona cosa se la politica cerca di chiedere in questo senso l'aiuto a chi ne sa di più. La legalità, parliamo tanto di legalità in questa campagna elettorale, la legalità si fa su tutto, la mia idea di legalità è totale, totalizzante, cioè la città deve essere legale in tutto e per tutto. Dobbiamo decidere se le costruzioni pubbliche, scuole, uffici pubblici e quant'altro, ospedali, case di riposo, debbano essere tutte a norma. Se non sono a norma cosa deve succedere? Decidiamo di farle rispettare le regole o no, ma preventivamente. Questo diventa un impegno pesantissimo. Allora se tu vuoi veramente andare in questa direzione, decidere che nel giro di pochi mesi o pochissimi anni ti poni un obiettivo, poi diventa veramente tolleranza zero. Cioè o si va fuori tutti da un edificio se non è in regole e a norma, o si decide che qualcuno deve andare davanti a un tribunale. Cioè non è possibile che continuiamo a far finta di niente. Questo vede purtroppo anche le amministrazioni conniventi. Io voglio ricordare a me stesso che il Comune di Padova ha un solo, da quello che mi risulta, se non è cambiato qualcosa, stabile antisismico. E l'ha fatto il sottoscritto, l'unica cosa che ho fatto come edilizia, quando ho fatto il posto di polizia mista, locale e di Stato, qui a 100 metri di distanza. Quello stabile era un'area dismessa, abbandonata, 70-80 extracomunitari che ci vivevano dentro da anni, svuotata, ripresa dal degrado, diventato un posto di sicurezza, ma soprattutto anche di sicurezza antisismica. E non c'è, da quello che mi dicono i tecnici del comune, altro stabile ancora antisismico del comune di Padova. Voi pensate cosa succederà quando ci arriveranno in testa, perché le stiamo chiedendo da tanto, ma fra poco arriveranno, le dismissioni di tutte le caserme, che diventeranno proprietà del comune. Che cosa ne faremo di sta roba? Immensa, enorme, e soprattutto con utilizzo che la città chiede in termini ambientali, di parchi o di strutture pubbliche, quant'altro, ma comunque dove l'impegno economico è fondamentale. Allora io credo che qui ci sia la necessità intanto di fare una mappatura da questo punto di vista. E decidere come individuare con un piano molto chiaro e concreto i finanziamenti per questo tipo di interventi, perché giustamente lo diceva anche il candidato Bitonci prima, che è stato come me in tanti anni nelle commissioni bilancio in Parlamento, sa benissimo quanto difficile sia non solo per il patto di stabilità ma anche per i finanziamenti che non arrivano. Su questo se c'è una volontà politica di dare un esempio, un modello di questa città, si parte anche da questo. Ripeto, è legalità anche questo. Io l'altro giorno mi sono incontrato con alcuni sindaci uscenti o candidati dell'area metropolitana. Va ripreso anche questo tema, perché comunque l'urbanistica di questa città, a cominciare dalla zona industriale, ma non solo, prevede ritornare sul modello dell'area metropolitana. Su questo dovremo parlare moltissimo. Ho voluto fare questo incontro per capire le sensibilità e vi dico cosa mi è stato risposto da sindaci di annata o comunque da politici che si candidano per governare queste città, che non si è mai riusciti a far questo. Vabbè, che adesso c'è questa filosofia molto ideologizzata della patreve che si sono inventati in qualche sede di partito a Roma, ma è che c'è sempre stato un atteggiamento della città capoluogo che ha impedito un ragionamento, un dialogo in questo senso, dove l'urbanistica diventa fondamentale. Rapidamente sul rischio idraulico e idrogeologico. Noi sappiamo, io
io so tanti ingegneri, anche costruttori, quanta fatica hanno fatto negli anni passati con la Regione, con il Genio, ad avere i soldi che avanzavano per opere indispensabili e fondamentali e per la prosecuzione di queste opere lasciate a metà in attesa che arrivasse il finanziamento. C'è sempre stata una scarsa attenzione in questo senso. Qui a Padova abbiamo toccato il minimo della follia, e cioè non sono ceduti argini nell'ultima piccola, microalluvione locale, visto che ha toccato proprio la zona anche dove abito io, Brentelle, Montà e via della Biscia, eccetera, ma semplicemente che non si fa la manutenzione dei fossi. A me risulta da un dato di un vostro esimio collega che solo ripulendo i fossi nel Veneto si amplierebbero di 3 milioni di metri cubi come l'area di compensazione. Come? Sì, come invaso, sì, di compensazione delle acque. 3 milioni di metri cubi solo per pulire un attimo i fossi e approfondirli di 1 metro. Questo avrebbe evitato danni di tutti i tipi. Lo dico anche da ultra 25enne volontario della protezione civile, e quindi ha sempre visto i danni dopo e si è sempre chiesto perché non si poteva riuscire prima a intervenire. Farei un passaggio importante anche sulla burocrazia comunale, che tocca molto l'ambito di cui voi siete presenti. Anche su questo credo che ci sia da fare una piccola rivoluzione, perché il primo ostacolo che voi avete parte da lì, parte da una burocrazia negli uffici qui dell'ex CEAT che non è a disposizione del cittadino, che non si mette nelle condizioni di essere più fruibile e più utile per gli operatori e per le attività, e deve completamente cambiare l'atteggiamento. Cioè questi devono capire che prendono validissimi dipendenti comunali, qualcun altro magari meno, ma devono capire che si devono mettere nelle condizioni hanno uno stipendio pubblico, sono anche fortunati in questo periodo, debbono mettersi a disposizione dei cittadini che hanno già 10.000 difficoltà, in particolare chi è nella libera professione oppure nelle attività comunque private. Io mi fermerei qua a questo passaggio. Benissimo, quindi un dialogo tra pubblica amministrazione e categorie professionali, un rispetto della normativa e quindi l'applicazione della legalità in questo, una riqualificazione chiaramente di tutto il patrimonio immobiliare con messa in sicurezza di quanto sia possibile, e più o meno sono i temi da lei proposti. Sfruttando anche alcuni interventi anche regionali nuovi, tipo il piano casa, cioè capire come inserirsi sia nei finanziamenti ma anche negli spazi e anche soprattutto una cura del territorio che deve partire dalla pubblica amministrazione per evitare le conseguenze che poi vediamo. Su questo un flash solo che mi ha dato lo spunto la corretta interpretazione di Bitonci in questo senso. Io credo che il sindaco debba andare un po' oltre, entrare in un'ottica di se lo dico io è tutto dire, di disobbedienza amministrativa, perché cioè, a Roma veramente ha rotto, cioè quando mezza questura cascava a pezzi e la competenza, il ministero, e me ne sono fregato, ho fatto arrivare questi soldi, li ho dati a un sindaco che non amavo, che era Zanonato, abbiamo rimesso a posto mezza questura e alla fine il ministero era ancora là che tentava di dire no, ma come, intanto l'avevamo finita e chi se ne frega. Benissimo, passiamo la parola a Francesco Fiore. Sì, buongiorno a tutti, grazie, sono particolarmente contento da ingegnere di questo invito, anche se non sono mai stato iscritto all'ordine, perché pur avendo fatto l'esame di Stato ho sempre lavorato in azienda, quindi non ho mai esercitato, insomma, in senso stretto la professione. E sono contento anche delle domande, questa e anche quelle che arriveranno che ho letto, perché danno, credo, proprio il segno dei tempi. Forse 5 anni fa o 10 anni fa anche le vostre domande avrebbero avuto un segno diverso, ed è proprio l'idea del cambiamento di modello di sviluppo dentro il quale noi siamo. Vi chiedo una cosa prima di rispondere alla domanda: mi farebbe piacere se poi andrete a diffondere le nostre risposte, che per voi rappresentano anche degli impegni da parte nostra, se voi poteste allegare il programma di Padova 2020, in particolare il capitolo sull'agenda digitale, sul territorio, sull'ambiente, sullo sviluppo economico, perché più ancora dei 2 minuti a disposizione adesso, lì dentro c'è un po' il come e il cosa vogliamo fare. Vengo alla risposta. Il dissesto idrogeologico per noi è una priorità assoluta. Abbiamo avuto, credo, il merito 6 mesi fa, pubblicando il programma, di rimettere al centro dell'attenzione il tema dell'idrovia. Io sono particolarmente onorato del fatto che il professor Dal Paus, che ne parla da decenni, per la prima volta abbia dato disponibilità a candidarsi per puro spirito di servizio, non ha nessuna velleità di far carriera politica, proprio in appoggio alla mia candidatura a sindaco di Padova, perché vuole mettersi a disposizione e si metterà a disposizione
anche dopo su questo tema. L'idrovia può essere la soluzione definitiva per il rischio alluvioni a Padova. Sappiamo che a monte gli argini li hanno alzati perché lì l'alluvione è arrivata. Il professor Dal Paus dice noi forse abbiamo un santo protettore a Padova che finora ci ha protetto. Sant'Antonio, esattamente. Ma l'idrovia può essere anche una navigabile e ciclabile, quindi non solo canale scolmatore, può essere un'enorme opportunità di sviluppo. Noi grazie all'idrovia possiamo avere un'integrazione dal basso migliore con Venezia, portare per esempio a Padova una piccola succursale del porto di Venezia che ha bisogno di espandersi per portare occupazione, e ricordiamo che le città portuali hanno anche un introito per le casse del comune non indifferente. Noi sul rischio alluvioni mettiamo una priorità e quindi diciamo in maniera chiara che non possiamo più consumare nuovo territorio, tant'è che ci siamo posti alla firma del PAT che è stato fatto un mese e mezzo fa. Crediamo che il prossimo Consiglio Comunale nell'ambito del piano degli interventi possa metterci mano, perché non è vero che ci sono dei diritti acquisiti. Siamo però molto consapevoli del fatto che noi dobbiamo dare un indirizzo di sviluppo al mondo dell'edilizia che non è quello appunto del costruire su un nuovo territorio, e l'indirizzo di sviluppo che noi vogliamo dare è quello sulla riqualificazione energetica. Noi vogliamo fare a Padova una Energy Service Company ad azionariato popolare. La fermo perché poi dell'energia ne parliamo dopo. Quindi prosegua con la... Benissimo, perfetto. E vogliamo anche anticipare a Padova con un regolamento edilizio comunale l'anno prossimo la direttiva europea del 2018 che ci imporrà di fare gli edifici in early zero emission building, quindi gli edifici a emissioni quasi zero. Se noi a Padova anticipiamo quello che tutta Europa farà e creiamo l'ambiente nel quale le nostre imprese impareranno prima di altri a fare quello che poi tutto il resto dell'Europa farà, noi diamo un'opportunità di sviluppo, di attrazione di competenze anche per esportare. Io non vorrei vedere al 1° gennaio 2018 che, come è avvenuto in passato in altri ambiti, arrivassero le imprese tedesche e austriache a insegnarci come si fa quello che già oggi sappiamo che avverrà. Ecco, questo per dare un esempio. Perfetto, quindi un altro focus sull'idrovia, anche qui si parla di riqualificazione e attenzione all'uso, all'utilizzo del territorio e uno sguardo, mi pare di capire, all'Europa. Certo. Benissimo. Andrea Colasio, brevemente, visto che lei è arrivato dopo che era stata posta la domanda, però comunque si parla di rischio idrogeologico e di rischio sismico, e quindi la domanda che l'Ordine degli Ingegneri pone a voi candidati è quella di come gestire questa emergenza e quali sono le idee vostre, insomma. Sì, ma io parto da uno studioso che amo molto, che si chiama Giovanni Urbani, non è il vecchio ministro della cultura, è Giovanni Urbani, è quello che inventa la manutenzione programmata nel nostro paese, guarda caso a partire dall'Umbria, dal grande terremoto. Come dire, lui dice è fondamentale che il restauro e la manutenzione, parlo dal punto di vista prioritariamente dei beni culturali, siano programmati. Cosa penso? Io penso che nei prossimi anni lo scenario fondamentale sia quello di accordi di programma, perché bisogna essere poi operativi, con due grandi soggetti fondamentali, il MIUR e il MIBAC. Ci sono oggi le condizioni, efficientamento energetico nelle scuole, certificazione antisismica. Perché? Perché è evidente che oggi, grazie alla BEI e grazie anche alla Fondazione Cassa di Risparmio, nei prossimi anni avremo risorse significative importanti. Ho organizzato un convegno proprio con tutte le categorie al San Gaetano, proprio per affrontare i termini relativi al rapporto pubblico-privato. Cioè le ESCO possono svolgere un grande ruolo, diciamocelo con chiarezza. L'ente locale col patto di stabilità è una grande leva, ma ha una possibilità di gioco molto limitata. È evidente allora che tutte le singole politiche locali devono giocare oggi in un nuovo scenario, che vede un diverso rapporto pubblico-privato, dove si gioca sull'agevolazione fiscale, su una fiscalità specifica di vantaggio, che metta in moto risorse private. Patrimonio culturale. Il patrimonio culturale nella nostra città è fondamentale, nel senso che provate a pensare cosa è accaduto con l'ultimo terremoto, i danni che abbiamo avuto. Ma voglio dire un'altra cosa. Pensate alla Cappella degli Scrovegni. Si era previsto l'intervento di CADA senza un'analisi preventiva del fattore rischio idrogeologico. Questo è un punto dove io mi sono opposto per anni molto duramente, perché ritenevo che costruire per esempio CADA a Piazzale Boschetti senza una valutazione preventiva di impatto idrogeologico era una follia, e la commissione con i 3 ingegneri l'ho imposta io. La commissione con i 3 ingegneri ci ha detto una cosa molto importante, che non c'è rischio zero.
Questo per dire quanto è importante introdurre una cultura ingegneristica dentro la valutazione di efficienza delle politiche pubbliche. Voi giustamente sottolineate un aspetto che a me è molto caro. Voi dite, state attenti che se è prevalente la cultura giuridico-formale, aspetto drammatico nel nostro Paese, nel senso che tutta l'amministrazione, i governi locali producono ordinarie decisioni sulla base di uniformità normativa, senza tener conto, tipico della cultura dell'ingegnere, del risultato. È evidente che questo è un limite della cultura amministrativa italiana, c'è troppo diritto amministrativo, ma non esiste quella che i francesi chiamano évaluation des politiques publiques. La valutazione delle politiche pubbliche la fai sul risultato. Come potevi pensare di fare CADA senza valutare l'effetto sistemico di CADA rispetto alla Cappella degli Scrovegni? Ecco un esempio che non è micro, è un esempio macro, perché noi avremmo avuto i fucili puntati dell'intero mondo qualora avessimo fatto un intervento senza sentire preventivamente degli ingegneri sull'interconnettività tra lavori di scavo, l'uso delle pompe. Tenete conto che grazie alla commissione dei 3 saggi abbiamo capito che non si dovevano utilizzare determinate pompe. Io avevo capito che comunque la scelta era sbagliata, perché nel momento in cui dal PAOS mi viene a dire che non esiste rischio zero, per me la partita era chiusa, era già chiusa prima, ma era chiusa dopo. Torniamo alla sicurezza. Dicevo dell'accordo di programma e con il MIUR. È evidente che ogni dirigente scolastico ha un aspetto penale. Tecnicamente non c'è dirigente scolastico che non sia in condizioni di rischio. È evidente al tempo stesso che o utilizziamo delle risorse adeguate, allora, da un lato c'è l'efficientamento energetico, e l'ho detto, dove si possono mettere in moto risorse private e risparmi per la pubblica amministrazione, perché come voi sapete il decremento, cioè l'investimento viene fatto bypassando il patto di stabilità e utilizzando per il pagamento appunto delle future bollette le risorse utilizzate, reintrodotte nel sistema grazie al decremento dei costi. Quindi l'efficientamento energetico, sono d'accordo con l'amico Fiore, dobbiamo anticipare la direttiva comunitaria, perché Padova in questo modo può mettere in moto un volano dell'economia su una politica di intervento urbanistico e architettonico di qualità. Io credo che sia finito il tempo delle grandi opere. Io vengo adesso da una giunta dove gli acquirenti del PP1 ci restituiscono l'area dicendo: per piacere accettate che sia l'azienda che compra che paghi il debito residuo. Siamo tutti dentro, viviamo dentro la grande crisi, dobbiamo rimettere in moto un processo di rigenerazione urbana. Sull'idrovia anch'io dico una cosa: il vecchio Michele Savonarola nel 1500 diceva l'acqua è a raiz di tutti i mai, e pensava a Venezia che scaricava su Padova tutte le onde di riflusso. Era così, infatti la guerra tra Padova e Venezia nasce su questo. L'idrovia può essere un'unica grande risposta di sistema dove, e chiudo, Padova deve uscire dalla sua dimensione di città capoluogo senza essere città di area metropolitana, deve coordinare le politiche di area vasta, allora la sicurezza diventa reale. Grazie mille Colasio. Io adesso questo sicuramente era l'argomento. Ecco, facciamo così, scusate. Questo sicuramente era l'argomento più corposo, quello che ha dato molto da discutere. Io vi prego proprio, si starebbe volentieri ad ascoltarvi tutti, ma dobbiamo stare un pochino più stretti nei tempi, se no mi costringete ad essere ruvida, la cosa mi dispiace. Allora, green economy, maggiore efficienza e gestione sostenibile dei rifiuti, risparmiare energia attraverso una migliore efficienza nel consumo per rispettare vincoli europei e ridisegnare complessivamente il sistema della gestione dei rifiuti. Questo è il tema della seconda domanda che verrà posta a voi candidati dall'Ordine degli Ingegneri, e da porla il professor Piercarlo Romagnoni, a cui consegno il microfono che non gracchia. Grazie. Allora, buongiorno. Intanto mi pare che già avevate dato alcune risposte anche sullo specifico, ma io vorrei entrare un pochino più nel dettaglio e vorrei chiedervi di entrare più nel dettaglio, perché
Il problema ambientale diciamo che apre delle prospettive a livello internazionale, a livello nazionale, a livello regionale, quindi a livello locale. Quindi dobbiamo cercare di attaccarci a questa filiera in qualche modo e avere delle proposte anche, diciamo così, che scendono un pochino più nel concreto, nel dettaglio, proprio nella diciamo, capire come l'amministrazione possa agganciarci a quelle iniziative che già sono state prese e sono innumerevoli e sono diverse e sono, a mio giudizio, abbastanza complete, e vedere un po' come la futura amministrazione intende inserirsi in queste. Evidentemente qui ci attacchiamo noi come ingegneri al ruolo dei professionisti, perché già alcuni di voi hanno iniziato a dare risposte su questo specifico punto. E quello che però vorrei capire io è che tipo di ruolo pensate possa svolgere nello specifico il professionista e l'azienda, evidentemente. Cioè come nell'ambito di una politica ambientale o di uno sviluppo di possibili temi ambientali si possa inserire un'offerta, un stimolo all'attività in crisi, attualmente in crisi a livello professionale. Questo è sostanzialmente la mia domanda. Benissimo, allora riprendiamo il giro come l'avevamo iniziato poc'anzi, quindi Massimo Bitonci, e le passo il microfono. La domanda ovviamente è estremamente interessante, si innesta in un momento economico estremamente difficile, di crisi che non è solamente una crisi nazionale, ma è una crisi anche del nord-est, del ricco nord-est, dove il sistema produttivo deve ripensare qual è il nuovo corso da seguire. All'ordine degli ingegneri, dicevo prima, gli ingegneri sono una parte fondamentale come tutti gli altri ordini professionali. Io sono dottore commercialista, faccio parte dell'ordine e quindi chi più anche di me conosce le problematiche di carattere economico, della crisi che c'è, delle aziende. Io continuo peraltro a lavorare, capite con una certa difficoltà, però insomma cerco sempre di mantenere comunque il collegamento col mondo del lavoro. Gli ordini professionali sono sempre stati visti come una risposta di carattere corporativo, però io non penso che sia così e lo provo da professionista. Vi faccio un esempio, anche se non c'entra niente con la domanda, però voglio farvelo perché è uno di quei problemi che ho subito io da dottore commercialista, non supportato dall'ordine stesso quando da parlamentare ne avevo bisogno. Cioè, se io, ne abbiamo anche discusso anche col Presidente, cioè se io sono membro della Commissione Bilancio alla Camera e adesso membro della Commissione Bilancio al Senato e i provvedimenti di carattere economico nazionale, dalla legge di stabilità alle ex finanziarie ai provvedimenti fiscali, passano tutti per la Commissione Bilancio. Io ho chiesto aiuto al mio ordine professionale, perché logicamente io sono un dottore commercialista presente in Commissione Bilancio. Non sono stato, una cosa che voglio condividere con voi, ma probabilmente la stessa cosa per tanti gli altri colleghi, non sono stato supportato in questa attività. Allora, quello che secondo me devono fare gli ordini e cercare di supportare maggiormente, come nel mio caso, l'attività legislativa di chi c'è in Parlamento che ha determinate tipi di professionalità. Questa è una cosa che io rilevo e lo dico in questa sede, credendo che gli ordini insomma non siano solamente una finalizzazione di carattere corporativo, perché penso che gli ordini invece possano fare molto per qualsiasi tipo di iniziativa di carattere pubblico, cosa che io peraltro ho sempre fatto, come detto prima, negli anni da sindaco. Il tema che si diceva
del piano energetico nazionale, del piano energetico comunale, che sapete che è obbligatorio nei comuni con più di 50.000 abitanti. È fondamentale, importantissimo. Il problema dei rifiuti, anche questo è un problema da affrontare, però vi dico sinceramente, io ho una critica che faccio all'amministrazione di Padova. Arriviamo ad affrontare il tema della raccolta differenziata e della differenziazione del prodotto. È la prima volta che lo dico, dopo insomma accetto anche risposte e critiche. In un momento in cui ci sono amministrazioni che hanno cominciato 15 anni fa e quindi quando dal punto di vista tecnologico aveva un senso la differenziazione del prodotto e lo smaltimento del prodotto, adesso non ha più senso, perché la differenziazione del prodotto può essere fatta con dei sistemi completamente innovativi, differenziando solamente l'umido dal secco e facendo risparmiare di moltissimo la collettività. Quindi il tema che io pongo è questo, le pongo anche agli ordini professionali, di cercare di influenzare molto nelle decisioni anche le amministrazioni, perché in un caso come questo si arriva in ritardo, andiamo a fare la differenziata a montà adesso, quando in altre realtà si torna indietro, perché ovviamente dal punto di vista economico e dal punto di vista della tassazione, prima si parlava della tassazione con i colleghi, cioè questo è uno dei comuni più tartassati che c'è in Veneto, addizionale comunale IRPEF 0,7. La fermo, Vitonci, non scendiamo in questo, che stiamo un pochino più sull'argomento. Quindi lei sostiene che ci deve essere una maggior collaborazione appunto con gli ordini professionali anche nella prospettiva di un adeguamento anche tecnologico per quanto riguarda il problema perché si arriva con delle risposte che sono tardive rispetto all'evoluzione delle tecnologie, che siamo già oltre la raccolta differenziata spinta. Ruffini, a lei la parola. Sì, grazie. Anche il tema della maggiore efficienza energetica e della gestione sostenibile dei rifiuti sono temi, ahimè, che hanno già attraversato il dibattito della città. Ritengo che l'amministrazione uscente non abbia realmente voluto portare avanti delle politiche innovative su questi temi. Vedete, mi ricordo, forse era il 2008, quando in Consiglio Comunale l'allora consigliera comunale di Rifondazione Comunista fece approvare proprio un atto dal Consiglio Comunale che poi diede avvio a quella che oggi è la raccolta differenziata, che ahimè con anche ritardo, credo, si sta portando avanti nei diversi quartieri. Noi facciamo questa scelta perché, voglio dire, già la costruzione della seconda e terza linea dell'inceneritore secondo me è stato un danno gravissimo per la nostra città, per la sua qualità dell'aria, per la qualità della vita dei cittadini e perché Padova è una delle città più inquinate del nostro paese, se non addirittura d'Europa. Anzi, i dati ci dicono che è tra le città più inquinate d'Europa, non ce lo dobbiamo mai dimenticare questo. Quindi la scelta di ampliare il nostro inceneritore, e qualcuno lo chiama termovalorizzatore per dargli una patina di, come dire, più accettabile, per noi era una scelta sbagliata, era una scelta proprio di una politica come dire, non lungimirante per il nostro territorio, ma anche per le ricadute occupazionali che questa ha nella nostra città. Io penso che un'amministrazione debba fare in modo, nelle sue politiche della gestione dei rifiuti, che l'inceneritore non serva più e venga chiuso. Come? Creando una nuova filiera del trattamento dei rifiuti, io mi auguro gestita in maniera pubblica, anche se oggi la nostra azienda, l'azienda che gestisce i rifiuti, non è più prettamente padovana ma è più emiliana, perché abbiamo Era che gestisce anche i nostri rifiuti, che non miri più
all'incenerimento dei rifiuti. È una politica retrograda, cioè che non viene più portata avanti nei paesi europei più avanzati, cioè si bruciano nei paesi del terzo mondo i rifiuti, voglio dire, sempre di più, sempre meno guardare avanti alla tecnologia, a nuove filiere che possano dare occupazione, che possano dare oltre all'innovazione anche innovazione e che possano avere una ricaduta sulla nostra salute e sull'ambiente del nostro territorio. Benissimo, mi perdoni appunto se sono brusca, ma il tempo deve essere un po' per tutti. Altavilla? Sì, io cercherò di essere un po' più breve allora. Allora, innanzitutto per il primo punto che esponeva l'ingegnere, dico che deve esserci una maggiore sinergia tra tecnici e ordini. Sono i tecnici che devono trovare le soluzioni, parlando con i tecnici comunali e con i cittadini tutti. E quindi una volta che è stata condivisa l'informazione, studiata da persone competenti, si può arrivare a una soluzione che è sicuramente migliore. Abbiamo visto il comune che ha puntato sull'inceneritore, che chiama termovalorizzatore semplicemente perché recupera dei soldi, quindi è una società privata che deve fare business. Noi invece pensiamo che alcuni servizi come raccolta dei rifiuti devono tornare pubblici, scusatele. E per questo tornare al porta a porta spinto è un costo aggiuntivo, però pensiamo che il rifiuto di fatto sia prezioso, possa essere una risorsa, possa impiegare più persone a lavorare. Invece il termovalorizzatore ha un'occupazione decisamente inferiore. Pensiamo che il comune deve avere dei servizi come l'acqua e i rifiuti che devono tornare di nuovo pubblici. Ma mi chiudo qua. Grazie. Ecco. Ma Saia, in breve su come gestire. Mi pare che la questione sia legata proprio al guardare avanti. Il termovalorizzatore è pratica ormai obsoleta, bisogna cercare di adeguarsi anche alle normative, quindi stiamo magari proprio sull'argomento specifico. No. Intanto io credo che ci sia la necessità, tanto sempre per parlare di legalità, di seguire tutto quello che è la filiera di quelli che sono i rifiuti. Adesso, come ricordava prima Bitonci, proprio nella mia zona è iniziata da 15 giorni la raccolta differenziata. Noi con l'Unione, con ERA, abbiamo una novità. Abbiamo tonnellate di immondizia che arrivano da altre province, da altre regioni e non conosciamo la tipologia di queste immondizie. Il territorio del nostro bacino era controllato, sapevamo abbastanza bene cosa c'era, riuscivamo a capire che cosa andava nell'inceneritore e che cosa veniva poi invece separato come riciclo. Noi dobbiamo seguire tutta questa filiera, anche quando va nelle fabbriche dei privati dove c'è riciclo dobbiamo vedere come viene fatto e che cosa viene fuori, cioè dobbiamo avere la volontà di controllare il rifiuto non perché è scritto che va di qua o va di là, ma come viene fatto. E credo che è inevitabile che una delle delle tre linee, la più vecchia, debba essere chiusa e quindi bisogna rivedere quella che è la gestione dei rifiuti che ci stiamo assorbendo da altre regioni o da altre province, perché non può funzionare così, visto che tra l'altro per inciso abbiamo anche l'area peggiore d'Europa e non lo diciamo noi candidati, ma ce lo dice l'Unione Europea e sarà il caso anche che ci preoccupiamo di questo. Noi abbiamo molte ipotesi e molte formulazioni su quello che si può fare in termini di rifiuti e di gestione in questo senso, però credo che dobbiamo almeno nei percorsi iniziali andare sul sicuro. Diciamo che la parte del riciclo, pur con i finanziamenti regionali, riesce a stare in piedi, ma ripeto, dobbiamo essere sicuri che poi non succeda come sappiamo che mi risulta che potrebbe anche accadere da noi, lo dico non come denuncia, ma come possibilità. Poi il riciclo, siccome l'inceneritore va troppo su di gradi, allora gli butti l'umido perché alla fine hai riciclato per niente, perché la gestione poi avviene come in altre zone d'Italia con molta più facilità, tutto bruciato in questo senso. Quindi credo che questa sia l'impostazione base. Io poi sogno in termini di tasse, lo dico da anni perché ho avuto una fidanzata che
abitato per anni a Bolzano, cioè io abito in una casa grande e sono da solo con i miei cani, ho un campo, ho il compost, quindi umido non esiste, carta e cartone, poca roba, e cosa rimane? Le bottiglie che sono, do dei soldi praticamente, la plastica idem. E perché non bisogna pagare in base a quanto tu stai... Ma anche questa è un'altra questione. Quindi certo, per adesso, allora ci sono dei modelli già consolidati da anni con la tua tessera, dove anche sei responsabile di quello che butti dentro, e quindi credo che dobbiamo anche cercare di capire come guardare avanti e non fare piccoli passi mentre... i controlli sono fondamentali. Controllo nel rispetto della legalità. Perché diventa legalità per i cittadini anche su queste cose. Francesco Fiore? Sì. Dentro questa domanda c'è un altro mondo, comunque vediamo di andare per punti. Efficienza energetica. Allora, da una parte ci sono gli incentivi nazionali, il 55%, e lì andiamo avanti, il comune può fare promozione, fare cultura, ma chi ha i soldi per permettersi di fare risparmio energetico li fa con i propri soldi, quindi il comune non deve intervenire. Per chi non ha i soldi, io considero il risparmio energetico non una politica ambientale, ma una politica sociale. Cioè qui dobbiamo decidere se i risparmi e gli stipendi dei cittadini, che spendono ormai in media 2.500-3.000 euro all'anno in bollette, devono andare ai grossi gruppi, vedi Eni ed Enel, o devono andare ad investire in risparmio energetico, che vuol dire che allocare metà di queste bollette a lavori sul territorio che poi fanno le imprese di idraulici, le imprese di elettricisti, eccetera, eccetera. Noi vogliamo andare in quest'ottica. Allora, per chi non ha i soldi per farselo il risparmio energetico, noi vogliamo fare un Energy Service Company, le vogliamo fare ad azionariato popolare, vuol dire che i padovani, le imprese, ma i cittadini anche che hanno qualche risparmio e non sanno come investirlo, possono metterli e raccogliere qualche decina di milioni di euro che con la leva finanziaria può consentire di fare risparmio energetico per le famiglie che non ce la fanno, senza che debbano metterci un euro, perché poi l'azienda viene ripagata con una parte del risparmio. Questo serve, e il primo volano di questa ESCO cittadina sarà il comune stesso. Qualche mese fa, quando iniziavo ad andare in giro per i quartieri, dicevo che la bolletta del comune è 12 milioni di euro. È passato qualche mese e siamo arrivati a 14. Noi possiamo risparmiare qualche milione di euro, e questo può essere il primo polmone per un ESCO che stia in piedi. Rinnovabili. Noi dobbiamo anticipare su questo territorio quello che succederà, quindi è finita l'era degli incentivi, stiamo parlando di grid parity, quindi parità con la rete, stiamo parlando di accumuli. Noi dobbiamo andare a cercare le aziende che in Italia vogliono sperimentare la grid parity, vogliono sperimentare gli accumuli, e dobbiamo portarli a Padova, perché qui deve succedere prima quello che succede altrove. Serve un'opera di promozione territoriale, tecnologica, un po' come il marketing culturale, ma fatto un marketing territoriale per portare le tecnologie che poi saranno in tutta Europa per prime a Padova. Nel regolamento edilizio comunale che io dicevo, noi vogliamo anticipare la direttiva del 2018, però ad esempio vogliamo per la prima volta a Padova far sì che non serva per una abitazione che vuole staccarsi dalla rete e quindi prodursi l'energia elettrica con gli accumuli. Oggi se uno lo vuole fare è fuori legge, perché la ASL non gli dà l'abitabilità. Noi in questo regolamento edilizio comunale per la prima volta vogliamo che chi vuole a Padova è libero di staccarsi dalla rete, e vogliamo che questa, che è una rivoluzione che avverrà dappertutto, ci saranno a breve milioni di edifici staccati dalla rete nel giro di 10 anni, vogliamo che avvenga per primo a Padova, perché è qui che dobbiamo sperimentare queste innovazioni. Se lo facciamo, Padova diventa il centro del mondo dal punto di vista della transizione energetica. E rifiuti, io qui non condivido Bitonci, la raccolta differenziata non è il passato, dipende come si fa, bisogna farla con la tariffa peso. Per esempio la cessione di APS ad ERA è stata una follia. Noi vogliamo riportarci in casa come comune la raccolta dei rifiuti, perché la raccolta dei rifiuti ad ERA non interessa, viene subappaltata, quindi noi cittadini la paghiamo 2 volte. Se noi torniamo sovrani della raccolta dei rifiuti, possiamo decidere, man mano anche che l'innovazione tecnologica va avanti, se questi rifiuti vogliamo darli all'inceneritore, e io non li voglio dare, oppure se vogliamo avviare finalmente la filiera del recupero e del riciclo, che sono imprese, sono posti di lavoro. Solo l'alluminio, vabbè, sarebbe un capitolo, perché abbiamo tecnici operai dell'Alcoa che ha chiuso, abbiamo le miniere di alluminio che sono i nostri rifiuti, 400 euro un quintale di alluminio, potremmo fare tantissimi posti di lavoro e tantissima economia. Benissimo, Il resto l'ho trovato nel programma, esatto. Il tempo Dopo, è quello che è. Tutti questi punti sono chiaramente descritti nei vari programmi. Colasio, a lei appunto per... Velocemente, il primo punto. Mi pare evidente che
il governo locale, nei suoi assetti di governo burocratici, spesso non ha le mappe cognitive adatte a governare i processi tecnologici. Pensate ai processi formativi, loro ancora ribadisco, tecnico, giuridico, formali. È evidente che l'interlocuzione con gli ordini è un fattore strategico, perché le vostre mappe cognitive sono legate all'innovazione, alla continua crescita di professionalità. È evidente allora che, per rispondere alla prima domanda, io vedo con fatica un governo locale che non assuma come interlocutori nell'implementazione delle politiche gli ordini, perché l'ordine è il centro di imputazione di processi di scambio, di comunicazione anche internazionale, e quindi è l'organo preposto a essere un input strategico rispetto alle politiche pubbliche. Questo è, versus quindi l'autoreferenzialità, che è il modello tipico di funzionamento di una macchina burocratica. Parlavo prima green economy, quindi è evidente che energetico è un passaggio nodale, va fatto tenendo conto delle nuove opportunità che gli scenari ci danno. Ribadisco, anticipiamo il 2018 la direttiva comunitaria, mettiamo in moto una nuova filiera che vuol dire creare un volano sull'edilizia, che non sono solo nuove costruzioni, ma è riqualificazione dell'esistente, a partire da un piano che veda il pubblico essere grande vettore. Ribadisco, grande convenzione con il ministro Giannini, l'ho invitata il 21 a Padova perché di queste cose dobbiamo parlare, no? Azione concertata strategica tra il governo locale e il MIUR, quindi con la Giannini il 21 avremo questo incontro. Dopodiché riqualificazione del patrimonio pubblico, il Comune deve dare l'esempio sull'efficientamento energetico, sulla ESCO io vedo anche la presenza di capitali privati oltre che il partenariato, perché se ci sono risorse private c'è maggiore efficienza, c'è cultura d'impresa. Sulla cultura del riciclo, noi siamo in una situazione di vincolo, è fatta, l'operazione piaccia o non piaccia è stata fatta, quantomeno poniamo una condizione, che gran parte dei dividendi vengano reinvestiti per la definizione di un piano industriale finalizzato al riuso e al riciclo, quindi la rivendita dei materiali. Io dico almeno il 30% dei dividendi venga reinvestito in green economy locale che metta in moto la filiera. Non lo si deve considerare un qualcosa di marginale, ma è un qualcosa che in altri paesi, penso anche alla Germania, ha messo in moto nuove tecnologie, innovazione di prodotto e di processo. È un mutamento di cultura che sicuramente non alberga nella testa dei miei funzionari, ma alberga nelle categorie e negli ordini che sono in grado sempre più e meglio dei funzionari di confrontarsi con le esperienze più innovative nello scenario europeo. Voce? C'è. Open data. L'apertura dei dati pubblici sta determinando effetti importanti sulle amministrazioni pubbliche nei paesi avanzati, producendo risparmi di tempo, semplificazione dei processi, che abbiamo visto è uno dei nodi fondamentali, ma anche ovviamente in termini di impatto sull'economia complessiva. Basti pensare al libero utilizzo di dati cartografici, dati sui trasporti, sui beni culturali, dati demografici, immobiliari, occupazionali e sociali. A porre la domanda su questo argomento ai candidati sindaco l'ingegnere Ezio Miozzo, a cui passo il microfono. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di farvi la domanda ne approfitto della stilettata che ha fatto il candidato Bitonci sulla collaborazione degli ordini. Volevo segnalarvi che esistono anche gli ingegneri del settore dell'informazione, perché molto spesso noi assistiamo invece che bandi e professionalità richieste nella pubblica amministrazione ignorano completamente questa categoria, che raccoglie non solo ingegneri elettronici, telecomunicazioni, informatici, eccetera, ma anche laureati in informatica. Allora, come diceva la conduttrice, i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni stanno acquisendo un'importanza sempre più crescente. Questa dinamica, che è stata appena illustrata, che è conosciuta come open data, descrive la prassi in base alla quale alcune tipologie di dati pubblici possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti con la sola limitazione al massimo
della richiesta di attribuzione dell'autore della redistribuzione. Chiaramente non si possono mettere in atto modifiche organizzative e tecnologiche così articolate senza l'ausilio di tecnici competenze, quindi ingegneri di informazione, ma quello che ci interessa comprendere in questa sede da parte del sindaco che verrà è una risposta ad una semplice domanda. Le tecnologie digitali in senso lato, gli open data in particolare, possono produrre molteplici benefici, sia nei confronti dei cittadini, pensiamo all'accesso ai dati e servizi, l'utilizzo della banda larga, migliorare il rapporto con la pubblica amministrazione, eccetera. Per le imprese, la minor burocrazia, nuovi servizi alle imprese. Per le aziende specializzate vorrei ricordare che a Padova sono nate iniziative come Infocamere e Cervete, che se vogliamo sono stati dei precursori degli open data, e che altri soggetti raccolgono e distribuiscono dati e informazioni e hanno trasformato questa attività in opportunità di sviluppo economico. Allora, siccome i possibili interventi in questo ambito sono molteplici, come dicevo, a favore di cittadini, imprese e aziende del settore, la domanda è: se ci sono i soldi, sempre se, no. Quali sono? No, se ci fossero i soldi, ma i soldi volendo si trovano. Quali sono le 3 azioni che sono in cima alla vostra agenda digitale per il Comune di Padova? Quindi abbiamo visto tre punti specifici, ingegnere. 3. Bitonci, prego. Beh, anche questa domanda tra bocchetto. No, non c'è nessun problema. Io penso che l'open data come l'open government sono l'innovazione tecnologica della prossima amministrazione, che va nel senso della trasparenza, no? Della trasparenza dei dati anche, quindi non solo una implementazione, rispondo prima alla domanda, implementazione del sistema informatico dei comuni, perché questi sono investimenti non solo di carattere economico, sono investimenti che hanno un gran ritorno poi anche in economie di scala, di servizi ai cittadini e di sburocratizzazione. Cioè, è come lo sportello unico per le nuove iniziative produttive, insomma, se è cartaceo una cosa, se è completamente informatizzato e i dati sono aperti è tutta un'altra, quindi io sposo in pieno questa linea. Io penso che però sia non solo trasparenza, la trasparenza deve essere anche pubblicizzata bene e aperta anche sugli incarichi professionali, cioè questo parlo per voi ingegneri, anche sugli appalti, quindi l'investimento che io farò nell'open data e nella trasparenza dei dati della pubblica amministrazione sarà quella anche di mettere online tutti gli incarichi professionali, tutte le fatture, che la selezione dei professionisti venga fatta con criteri che siano oggettivi e quindi non solamente per analisi di altro tipo. Io penso che sia importante, e dopo concludo, cercare di favorire anche i nuovi ingegneri, i giovani ingegneri. Faccio sempre un esempio, dopo sorridete pure, insomma, io ho fatto il sindaco qualche annetto e ovviamente molti ingegneri venivano anche per qualche incarico professionale, no? È una cosa normale, chi fa pubblica amministrazione. Vengono molti giovani anche che non hanno nessun tipo di esperienza e che quindi non possono accedere ad incarichi della pubblica amministrazione. Allora io però da questo punto di vista ho sempre cercato di dare un piccolo anche incarico, qualche metro di pista ciclabile, no? Cioè anche di piccola, perché valutando sempre poi il risultato, dicendo tu mi fai questo piccolo progetto, so che economicamente non è vantaggioso, probabilmente ci rimetti anche nel fare la progettazione, nel misurare, nel fare così, però se me lo fai bene vedrai che sarà l'inizio di successivi
incarichi per la pubblica amministrazione. Io penso che sia importante perché capite, per i giovani, per professionisti affermati come voi, che hanno lunghi curriculum e quindi quando presentano poi le domande è molto facile poi arrivare a effettuare qualche opera pubblica importante, però pensiamo anche ai giovani che devono iniziare la propria attività. Questo suggerisco non solo a lei ma un po' a tutti il fatto di assegnare incarichi ad uno anziano che abbia l'obbligo di fare da tutore pagando uno giovane. E quindi concludo: trasparenza, incarichi a chilometri zero, diciamo, e anche appalti a chilometri zero, cioè far lavorare soprattutto le imprese padovane. Grazie. Ruffini, a lei la parola. Sì, grazie. Anch'io penso che l'open data, l'open government siano ormai degli strumenti, io dico anche di democrazia, voglio dire, no? Che possono dare delle opportunità maggiori ai cittadini. Le prime 3 cose ci sono state chieste di nuove applicazioni di questi nuovi percorsi e piattaforme informatiche. Beh, io penso che una delle prime cose che si dovrebbero fare oggi è mettere queste competenze al servizio delle imprese della nostra città. Guardate, noi abbiamo una zona industriale di Padova che può essere rilanciata, può essere riqualificata e può attraverso uno strumento che noi abbiamo, che è uno strumento pubblico, è un ente economico pubblico che è il Consorzio Zona Industriale di Padova, può sviluppare nuovi servizi all'impresa e attraverso queste piattaforme digitali si possono dare sicuramente nuove opportunità non solo alle competenze professionali ma alle stesse imprese che già oggi nella nostra zona industriale soffrono forse della mancanza di attenzione da parte della pubblica amministrazione rispetto a queste nuove tecnologie messe proprio al servizio di chi nel nostro territorio deve creare e può creare occupazione. Un altro punto è per il lavoro. Noi pensiamo strumenti di questo tipo quanto possano aiutare chi cerca lavoro nel cercare offerte di imprese che cercano nuovi occupati. Anche questo è un campo, come dire, molto ampio, dove il Comune insieme agli altri enti sul territorio, pensiamo agli uffici provinciali del lavoro, ma anche a tutti i comuni contermini, come si possa fare rete per meglio incrociare la domanda di offerte di lavoro. Oggi lo si può fare davanti a un computer, ma fisicamente ci si deve recare lì poi alla fine. Io penso che invece sviluppare nuovi percorsi anche tecnologici di questo tipo, dove l'interfaccia non debba essere come dire, per forza relegata a uno spazio fisico ben definito, possa aiutare anche qui a far incrociare la domanda e l'offerta di lavoro in maniera anche più veloce. Il terzo punto riguarda l'utilizzo delle competenze professionali e quindi i nuovi o gli ingegneri di già esperienza provata che si mettono al servizio dello sviluppo di questi nuovi percorsi. Però io penso che dobbiamo stare attenti alla qualità del lavoro che poi si richiede a queste nuove figure professionali che l'amministrazione deve imparare a utilizzare. E io penso che non possiamo più chiedere ai giovani laureati di lavorare per 5, 6, 7 euro all'ora, penso che sia molto sbagliato e a volte accade anche nella pubblica amministrazione quando ci si rivolge a imprese che vanno a utilizzare queste categorie professionali. Ecco, io penso che si debba avere anche un occhio sull'etica del lavoro
altrimenti nella nostra città i giovani continueranno ad andare via. Sostegno alle imprese da questo punto di vista, incrocio domanda-offerta e ovviamente chiarezza ed eticità nel lavoro ai giovani. Sì. Altavilla. Sì, io sarò ancora più concreto. Noi con Unici abbiamo inserito nel nostro programma l'utilizzo di una piattaforma software che si chiama OpenGov, è prodotto dalla nostra città di Palo Alto negli Stati Uniti, in cui indica ogni singolo euro che viene speso dall'amministrazione, dove e come viene speso, in cui indica tutti i dati dei cittadini che possono essere consultati liberamente da cittadini, imprese e professionisti. Questo sia per un'opera di trasparenza che un'opera di utilizzo dei dati per secondi fini. Ovviamente i dati sensibili non vengono mostrati, però tutti quelli comunali sono pubblici. Invito anche ad andare a vedere il sito opengov.gov e si vedono le statistiche, le curve, grafici di come il comune spende. Il sindaco, l'amministrazione è sotto una lente di ingrandimento e ci fa piacere essere sotto una lente di ingrandimento. Si capirebbe molto come le spese dei soldi vengono fatte, come mai vengono fatte degli incarichi, che materiali usano, eccetera, eccetera. Priorità è la sburocratizzazione del comune. Le persone si stancano prima ancora di cominciare un lavoro, quindi deve essere reso accessibile via web e deve essere più facile per una persona, senza dover cercare il comune, reperire informazioni. Il tecnico del comune può rispondere con strumenti nuovi via Skype, veramente via mail, non dobbiamo essere obbligati ad andare per forza in municipio per pagare la marca da bollo per avere un'informazione. Quindi accesso internet come bene primario, come abbiamo accesso all'acqua, alla luce, alla corrente, dovremmo avere anche accesso a internet e sembra incredibile, nel comune di Padova ci sono ancora delle zone che non sono coperte. Quindi puntiamo sulla trasparenza, i 3 punti per noi sono trasparenza attraverso l'utilizzo di piattaforme nuove. Palo Alto è una città con qualche milione di abitanti e noi vogliamo essere i primi d'Europa a portarla. Seconda cosa, internet come strumento di gestione e di accorciamento delle distanze tra cittadini e amministrazione. E terza cosa, una semplificazione anche delle regole. Spesso per fare delle costruzioni bisogna guardarsi dei tomi enormi. Andiamo in Germania, basta un foglio A4 per capire come è fatto. Quindi semplificazione delle regole e accesso. Grazie. Benissimo, grazie Altavilla. Saia? Quando un cittadino con una media capacità, anzi minima capacità come la mia di comprendere per età e per cultura tutto questo mondo di digitalizzazione moderna, già il fatto di non riuscire a dirlo la dice lunga, ed entra dentro il comune di Padova, io che non ne capisco niente e mi rendo conto di quanto siamo indietro a livello di medio con i sistemi, solo con quello che è il sistema e l'hardware che abbiamo negli uffici. Basta stare un quarto d'ora con dipendente comunale in qualsiasi settore per capire quanto indietro siamo. Quando ero assessore 15 anni fa ho fatto la prima e credo una delle, forse ancora unica, esternalizzazione e inizio di gestione documentale seria e digitalizzazione, che era quella del sistema contravvenzionale. Allora non ne capivo molto, ma mi interessava buttare fuori in strada 32 agenti di polizia locale che smenavano contravvenzioni dalla mattina alla sera. Abbiamo a Padova, dopo Poste Italiane, lo dico perché è il mio lavoro anche di consulente aziendale, sia per Poste in questo caso, ma anche per altre aziende, tra cui quelle padovane, abbiamo dopo Poste Italiane la più grande azienda in Italia nella gestione documentale e nella digitalizzazione. Noi qui a Padova, noi dobbiamo immaginare che la sburocratizzazione è il punto centrale per dare un'immagine non di novità, ma un'immagine di servizio reale e di risparmio dei costi. Io vorrei, come prima cosa, visto che la domanda era questa, implementare queste esternalizzazioni, ma la prima cosa vorrei un gruppo di professionisti seri, che probabilmente potrebbero essere indicati anche dal vostro stesso ordine, che faccia una mappatura chiara dentro il comune, capisca, entrando dentro il Medioevo, che cosa si può fare. Quando dico Medioevo, dico solo una cosa che non c'entra niente. Noi abbiamo l'ufficio protocollo in pieno centro. Cioè non hanno ancora deciso di spostarlo, cioè uno deve venire, prendere, andare in ZTL, pagare parcheggi, andare a piedi per andare a portare un pacco che per legge deve essere protocollato, cioè neanche la fatica di dire lo metto in un posto più comodo. Immagina cosa stiamo non parlando di quello che è poi sburocratizzazione e
e digitalizzazione. Io ho fatto il relatore alla finanziaria che si inventò quella finanziaria, non io, l'Agenzia per la digitalizzazione in Italia, che è nata ormai 5 anni fa e che non sta sburocratizzando ancora niente. Ma lì siamo a Roma, siamo nei ministeri, c'è una resistenza al cambiamento che è spaventosa, le burocrazie vivono per non applicare le leggi, sono 386 le leggi in Italia all'1 gennaio che non hanno regolamenti attuativi, questa è una di quelle. Stiamo su Padova. No, ma per dire che noi, era un esempio, per dire che noi qui dobbiamo e possiamo farlo. Noi comune possiamo renderlo agevole e farne un esempio unico in questo senso. Dicevo, il risparmio di costi, tempi certi, la trasparenza sono tutti elementi che gravitano attorno a questo sistema, ma va fatto con urgenza. Questa è una delle prime cose che va fatte immediatamente, perché se la macchina comunale non funziona rapidamente e non risparmia tonnellate di soldi, ma veramente, ma io lo vedo solo in piccoli uffici. Cosa c'è di costi? Te lo dicono i dipendenti che poi si demotivano perché non funziona la macchina, perché si sentono parzialmente inutili. Il cittadino che deve andare avanti e indietro 10 volte, che magari una volta trova un dipendente che dice una roba, un'altra volta un'altra, perché sono demotivati, sono mal governati dai dirigenti, eccetera. Credo che quindi, su questa strada... Secondo il suo punto di vista No, modernizzazione massimissima, no? Ma cioè veramente modernizzazione... l'idea che la città diventi un modello anche su questo... Perfetto, consentirebbe di attuare questi 3 punti. Fiore? Sì, agenda digitale, 3 punti. Il primo, noi vogliamo introdurre l'utilizzo di software liberi, sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale, sia in particolare nelle scuole, perché l'open source è uno dei settori che sta diventando anche open source manufacturing con le stampanti 3D, eccetera, è uno dei settori nel quale io immagino i miei figli che sono ancora alle elementari devono lavorare su questo tipo di software, perché sono quelli che utilizzano le migliori menti a livello mondiale, quindi noi dobbiamo portarla all'avanguardia. Il risparmio di spesa, scuole più amministrazione, può essere superiore, abbiamo fatto il conto, a livello di licenze a 200.000 euro all'anno. Questo qua può anche dare lavoro a molti ingegneri, perché poi i software liberi richiedono un adattamento e quindi richiedono comunque un lavoro di persone, e quindi soldi risparmiati in licenze che vanno a multinazionali vanno invece a professionisti che lavorano sul territorio. Quindi questo è fondamentale. Open data è una opportunità di sviluppo economico. Perché open data vuol dire soprattutto turismo, noi vogliamo farla con l'università, perché io ritengo che il costo di mettere open tutti i dati del Comune di Padova sia rilevante, vogliamo farlo assieme all'università perché vorremmo dare un privilegio agli incubatori universitari di poter magari utilizzare questi dati per un certo periodo in cambio prima degli altri. Pensiamo a quello che può succedere per lo sviluppo del turismo a Padova, per lo sviluppo degli eventi, per lo sviluppo del commercio e anche per abbassare i costi dei lavori pubblici e dei lavori civili, il fatto di avere open i dati di Padova. È una delle cose, ripeto, in cui ne parliamo nel programma, il resto lo leggete lì, avrei veramente piacere che lo leggeste perché ci sono parecchie cose. Uno delle persone che ha steso il nostro programma sull'agenda digitale, Marco Gioni, è uno dei responsabili italiani di Wikipedia Italia, è la persona che a Padova proprio ha organizzato qualche mese fa il Linux Day, e quindi su questo abbiamo veramente portato le migliori esperienze a livello mondiale su questi temi. Concludo sul tema della trasparenza, che è un'altra, tanti tendono a confondere open data con la trasparenza, sono 2 cose diverse. Per me open data è un'opportunità di sviluppo economico tramite le applicazioni che ne possono derivare per portare economia in queste città. Sulla trasparenza, io non so se la piattaforma eGov di cui si parlava prima di Palo Alto è molto adatta a Padova, perché c'è una legge bellissima che ha fatto il governo Monti, la 13 del 2013, che è veramente stupenda, lo volevamo copiare e incollare nel nostro programma, e dice tutto quello che c'è da fare sulla trasparenza di un'amministrazione pubblica per filo e per segno, ed esistono delle piattaforme informatiche che adesso sono di supporto a quella legge che è obbligatoria, ma sulla quale il Comune di Padova attualmente risponde solo a 8 dei 42 requisiti minimi non facoltativi, minimi di trasparenza. Quindi noi vogliamo partire sulla trasparenza da quello, e soprattutto vogliamo che Padova, ci hanno preso degli impegni in questo senso. Abbiamo portato a gennaio il presidente di Open Polis, che è una
che sta già monitorando tutti i parlamentari, tra cui anche, sono quasi sicuro, il senatore Bitonci. Open Polis ha avviato il monitoraggio delle amministrazioni comunali. C'è solo un comune a Padova che l'ha fatto finora, è Udine, e noi ci siamo impegnati pubblicamente a portare Open Municipio a Padova dopo che ad Udine, e questo andrebbe a completare appunto quello che faceva riferimento della legge del 2013. Grazie Francesco Fiore. Colasio, a lei l'ultima. Primo punto, io partirei da quello che è l'iguanodonte che contraddistingue il comune di Padova, ed è quel maledetto gestionale comprato moltissimi anni fa, non più aggiornato, che praticamente impedisce, la macchina la conosco dall'interno, il tempo sprecato. Il vero dramma, sì, la trasparenza è importante, è fondamentale, il fatto che ci sia un match tra domande e offerta in vari ambiti, imprese, cittadini, utenti è fondamentale, ma noi dobbiamo cominciare a mettere mano al mostro, come dire, la macchina burocratica, l'applicativo gestionale per la contabilità è il vero dramma del Comune di Padova. Imposto a molti funzionari che ne avevano già anni fa sottolineato la grande criticità. Andiamo a calcolare il tempo perso, cioè, perché noi parliamo di costi, quindi sono i veri costi, nel momento in cui non è solo un aspetto motivazionale, sono proprio vincoli tecnici, sistemici che impediscono un'efficienza nella produttività. Non parlo mai di me, ma mi permetto di dire una cosa: io un quarto di secolo fa fui uno dei primi imprenditori a passare dal cartaceo al digitale con l'invenzione dei codici normativi che poi furono venduti dal Sole 24 Ore, ma li ideai io. Come dire, è evidente che dentro la cultura amministrativa non c'è questo aspetto, il burocrate non ha questa dimensione. In provincia digitalizzai immediatamente i vincoli, come dire, se vogliamo rendere la vita semplice a chi progetta, bisogna che la pubblica amministrazione produca processi innovativi che mettano l'utenza professionale nelle condizioni di accessibilità immediata al patrimonio informativo. Tra le prime cose che farei, e rispondo sinteticamente, cambio il mostro, perché è un meccanismo arcaico. Sulla trasparenza è assolutamente condivisibile. Mi permetto di dire una cosa. Pochi comprendono che io sto lavorando, come voi sapete, nel settore culturale. È 4 anni che con il SIT sto cercando di mettere a patrimonio condiviso tutta la storia culturale di Padova. C'è una grande mostra sui papiri, mi sono detto il papiro è una specificità padovana, digitalizziamo i 30.000 papiri. Ma le difficoltà sono enormi, proprio perché la macchina comunale non ha questa cultura dell'obiettivo. Io credo che qui si debba fare una riflessione seria tra ciò che può essere internalizzato ed esternalizzato. Molte procedure innovative, secondo me, vedono le associazioni esterne, le categorie, grande vettore di mutamento. Allora io dico, tra i 3 punti, il terzo punto è grande apertura alle competenze esterne, perché a mio avviso, è vero, spesso lo diciamo a fini di tutela sindacale, la macchina comunale ha grandi energie, credo che sia necessario mettere in moto una procedura di scambio tra professionalità esterne e professionalità interne. Diversamente vedo uno scenario, al di là di tutto ciò che ci raccontiamo, decisamente critico. Grazie ad Andrea Colasio. Eccola qua, grazie ad Andrea Colasio. Siamo abbastanza nei tempi e siamo riusciti ad arrivare al termine di questo talk che appunto l'Ordine degli Ingegneri ha organizzato per avere il parere dei candidati sindaco. Per un ringraziamento chiaramente personale a tutti voi per essere stati qui, una mia ammenda se sono stata un po' ruvida, e passo, esatto, magari una anche ci sta, e grazie a voi, l'applauso. E lascerei la parola per i saluti finali al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, Giorgio Simioni. Sì, ecco, per concludere, naturalmente per ringraziare i presenti, ma soprattutto voi che così brillantemente avete esposto i temi, avete trattato i temi che vi sono stati e le domande che vi sono state poste. All'invito del candidato Francesco Fiore potrei rispondere in senso affermativo se tutti i candidati presenti saranno interessati a mettere a disposizione il proprio programma elettorale, che sarà a disposizione
dei nostri iscritti sul sito delle giornate dell'ingegneria, così come pure saranno a disposizione le registrazioni di questo evento. Quindi le risposte che avete dato sono un impegno, sono registrate, sono a disposizione di tutti gli iscritti e ci ritroveremo eventualmente per una verifica. Adesso vi invito a fermarvi, per uno spuntino, visto che l'ora è tarda, anche noi abbiamo bisogno di una rigenerazione. In bocca al lupo. Scusa, ho cercato di giocare ogni anno. Perfetto. C'è qualcosa da via, bere? no? Andiamo a prendere un panino, c'è un panino veloce in fondo.